Open Day oggi al Liceo Classico Empedocle, lo slogan "La forza dei sogni per orientare il tuo futuro". Sì, infatti, la forza dei sogni per orientare il tuo futuro, perché crediamo nella forza dei sogni come energia che può dare quella spinta, quella motivazione, quel di più ai nostri studenti. In una realtà dove sembra guardarsi soltanto al denaro, alla monetizzazione di ogni cosa, compresi i sentimenti, noi crediamo ancora nella forza dei sogni che possano spingere ogni nostro studente e ogni nostra studentessa a volersi realizzare, intanto come persona e poi come professionista nel mondo del lavoro. Quindi cerchiamo di accompagnarli in questo progetto formativo facendo in modo che attraverso le discipline oggetto di studio, attraverso il curriculum sia classico che musicale, possano in qualche modo coltivare un proprio progetto di vita che li possa portare ad essere felici, a realizzarsi nelle loro prospettive, nei loro talenti, in quello che desiderano e che appunto sognano. Per questo quest'anno abbiamo voluto aprire la scuola integralmente dal primo al terzo piano ai laboratori dove i nostri studenti guidati dai loro docenti sperimentano i propri talenti in maniera molteplice e differente. Infatti, come ben sappiamo, il sapere è unico, però le sue sfaccettature sono diverse, così come i talenti che compongono e fanno in modo che questo sapere possa essere anche, come dire, comunicato. E i ragazzi stanno cercando di comunicare questo attraverso la storia dell'arte, attraverso il biomedico, attraverso le STEM, attraverso l'inglese. In particolare per l'inglese abbiamo un intero piano dedicato appunto alle politiche linguistiche della nostra scuola e a quella che è l'internazionalizzazione del curriculum attraverso il liceo internazionale Cambridge, ma anche attraverso il progetto Muner New York o il progetto Mobilità Internazionale. Quindi diciamo che i settori sono diversi, ampio spazio dedicato anche al debate o al giornalismo, ma anche, come dire, a quelle che sono le nuove tecnologie attraverso l'aula immersiva, con l'utilizzo dei visori e l'aula STEM, perché anche la scienza ha la sua bella fetta all'interno del nostro curriculum e tutte quelle che sono le nuove materie, appunto, che vanno sotto l'acronimo di STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Abbiamo proprio le aule dedicate alla stampante 3D e anche alla robotica, quindi c'è veramente tanto, c'è l'antico ma c'è anche il moderno, in quello che per noi è un ambiente sereno, protetto ma anche molto serio, perché la qualità dello studio non si deve mai abbassare, così come la qualità dell'insegnamento. E poi il cuore della scuola riteniamo che siano le relazioni. Oggi i ragazzi sono qua in un afflato ammirevole, perché partecipano anche loro in prima persona a quello che è il nostro progetto educativo e formativo e ci danno appunto forza con la loro vivacità, con la loro effervescenza e anche con la loro curiosità intellettuale, con la loro gentilezza. Quindi siamo pronti ad accogliere tutti i nuovi studenti che vorranno far parte del nostro liceo classico e musicale Empedocle. Insomma, un'offerta formativa ampia, selezionata, che permetterà ai ragazzi e anche alle famiglie di poter effettuare una scelta con la massima ampiezza. Sì, infatti io poco fa nell'apertura di questa giornata ho detto proprio questo, i ragazzi innanzitutto prima di essere studenti sono figli, quindi è chiaro che dietro di loro ci sono le famiglie, con queste famiglie noi vogliamo dialogare e siamo grati a loro perché possono collaborare al progetto formativo della nostra scuola, perché i ragazzi trascorrono 5-6 ore a scuola ma poi ritornano a casa e quindi se a casa non vengono continuate quelle diciamo impostazioni, quelle indicazioni che la scuola fornisce, ecco che il lavoro viene vanificato. Invece in questo progetto formativo noi vediamo anche grande collaborazione, grande afflato anche da parte delle famiglie che oggi erano qua e sono qua in gran numero per accompagnare i loro figli. Quindi siamo orgogliosi di Poi questo. c'è l'assistenza che voi fornite per le iscrizioni che inizieranno quando? Prese e Le finiranno quando? iscrizioni inizieranno il 21 gennaio e termineranno il 10 febbraio. La segreteria è aperta per sia diciamo, supportare coloro che non avessero magari la possibilità di svolgerla in maniera autonoma, però in generale possiamo dare tutte le informazioni che servono anche sui quadri orari, sulle curvature modulari, su quello che è l'ampliamento dell'offerta formativa. Quindi dico sempre che relazionarsi con le persone è la cosa principale, almeno vogliamo che sia così, perché altrimenti è possibile attraverso il sistema informatizzato tranquillamente da casa inoltrare le domandine di iscrizione. Quindi diciamo che
è possibile raggiungere tutti per quello che ognuno ritiene opportuno fare, però invitiamo sempre i genitori a venire perché la presenza è sempre comunque più significativa all'interno di una scelta importante come quella appunto della Ci scuola saranno altri superiore. appuntamenti come Open Day? Sì, sicuramente i primi di febbraio ci sarà un altro appuntamento, non mancheremo poi di comunicarlo, ma più che altro sarà un incontro formativo e informativo, proprio perché vogliamo anche dialogare con le famiglie, non solo offrirgli un esempio di quello che i nostri ragazzi possono e sanno fare, ma soprattutto dialogare. Quindi pensiamo anche verso i primi di febbraio di poter organizzare un incontro del genere.